per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Potere al Popolo. È chiaro, ma è chiaro che uno dice ma allora basta, stiamo al caldo, che non piova mai più. No, ma scusami, ogni volta che piove viene fuori un casino, ci sono morti, cioè mai visto questa qua? Tromba d'aria a Palermo, affonda un veliero con 22 persone, ci sono 6 dispersi, trovato il corpo di una vittima. E avete visto anche semplicemente da Piacenza in giù, no? Il casino ogni volta che piove. C'è da sperare, basta, che non piova più, basta. Santa polenta, con un abbraccio naturalmente a chi è stato colpito da un lutto o da un problema grave, gravissimo, a causa ancora una volta del maltempo, delle stagioni che non ci sono più, del fatto che non piantiamo più alberi. Anche quello è un problemino, non niente da ridere, però è chiaro che se non mettete il cappotto alla vostra casa, se continuate a andare in giro col motore a scoppio, dove pensate di andare? La tromba, sto campionando, la tromba d'aria arriverà anche da voi e vi farà volare via voi e la vostra auto col motore a scoppio. Ti è fatto le corna anche da parte vostra. Buongiorno, ben ritrovati. Mi ha fatto bene il Ferragosto, no? Se è così acidino adesso, chissà ora di Natale. Buon Natale a tutti voi da Sammy Varin, Radio Libertà. Siamo fatti così, sì, è un nostro problemino. Vogliamo sempre la polemica, anche oggi la cercheremo. Tra pochi minuti arriva Beppe Braga, che è il coordinatore del nostro sito, quello di radiolibertà.net, e vediamo un attimino cosa succede sul sito. Intanto è l'ultima polemica sulla scuola, non è ancora cominciata e già si fa polemica. Nelle aule fa troppo caldo, si riapra la scuola a ottobre. Ma per favore, ma non ci credo, dai adesso, ma scusami, ma è in Germania fa freschetto e loro la tengono aperta anche a Ferragosto. Cioè, non riapriamo la scuola a settembre? Si parlava di farli andare a scuola anche durante l'estate, vi ricordate? Adesso i professori propongono di non riaprire la scuola a settembre, di ricominciare a ottobre. Voglia di lavorare saltami addosso. Un abbraccio ai cari professori. Fa caldo, no, ma è vero, poi molto spesso non si aprono le finestre, chissà perché, oppure le si aprono quando fa un freddo boia. C'è questa lite, anche i miei ragazzi ogni tanto mi dicono che succedono cose strane nelle aule. Poi la Meloni che dice vogliono farmi cadere. Che cade la Meloni? Guarda che incespica. Meloni lancia l'affondo a giudici e media tra finte cospirazioni e notizie segrete. E di questo non si può non parlarne, ragazzi. Cominciate a pensarci chiamando 0292 947222. Tra poco apriamo le linee anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Commenteremo con voi i fatti del giorno, se non fosse anche il solito problema dello ius soli. Ma quando cacchio abbiamo parlato dell'Egonu? Chi ce l'ha fatto fare di tirare in ballo l'Egonu, che è nera e quindi non rappresenta l'italianità? Cazzo, questi adesso ci fanno un culo quadro fino a Natale. Zitti! Non parlate più dell'Egonu, così come non parlate che tra pochi giorni cominciano le para, sto campionando di nuovo, para Olimpiadi, signori. Cominciamo a chiedere pietà e venia a Valentina Petrillo. Chi è?
un tempo si chiamava Fabrizio. È la prima atleta trans della storia che partecipa alle Paralimpiadi. Naturalmente italiana, e noi ce la tiriamo perché le abbiamo tutte noi, ragazzi miei. No, non ridere, è una cosa serissima. Questa ce la guardiamo, dal 28 di agosto a Parigi ricominciano le Olimpiadi, queste sono Paralimpiadi, e che cosa puoi dire? Scusami, cioè, disabile e trans, se osi parlare, come minimo arriva il fulminaccio del PD che ti distrugge. Da soli 5 anni ha cominciato il percorso di transizione e da quel giorno ha battuto tutti i record di corsa femminile. Ma guarda, che strano. Avremo modo di parlarne, certo. Con Sammy Varin siamo troppo avanti. Ma subito la canzone indipendente, siorri, perché io ogni mezz'ora trasmetto illustri sconosciuti che però sono bravissimi e meritano di essere ascoltati da voi. Un giro con la nuova canzone di Brandon Sasha. Questo è da ascoltare la mattina quando non vuoi scendere dal letto. Ti metti su Brandon Sasha, scritto Saha con l'H, quindi non so se ti dica Sasha, ma magari si dice Saha, Brandon Saha con Alice. Lui è cantautore, scrive testi solo per un pubblico raffinato e i suoi testi parlano di emozioni e desideri. Bravo Brandon, ci tieni svegli perché bisogna essere molto svegli
scegli attenti in questo periodo. Walk. Non sai cosa ti può capitare, occhio anche a camminare, guardatevi le spalle, perché la moda è così, signore e signori. Qui ormai in radio ci guardiamo tutti le spalle. Orco cane, chi mi è arrivato di fianco? Vedi, sei arrivato e non me ne sono neanche accorto. Mica sei bello neanche Ti te, sei posizionato qui di fianco. È arrivato il coordinatore del sito di Radio Libertà, Beppe Braga. Come va? Un trionfo, come sempre. Ma ti vedo abbronzato. Il Ferragosto l'hai passato proprio prendendo la il luce, sole. io ho una luce artificiale che abbronza. Ma davvero, sono un po' invidioso. La vorrei anch'io. C'è quella della redazione, quella di casa, tutte uguali. Ma guarda, ormai abbronzo così. Dove l'hai comprata? La voglio anch'io. Cosa bolle in pentola per voi ascoltatori? Io sono un po' sfuoriscente proprio. Cosa c'è sul sito di Radio Libertà? Che cos'è il sito di Radio Libertà? Un tempo c'erano solo le repliche, ci sono ancora adesso. Adesso da qualche mese è qualcosa di più. È un sito di controinformazione, è un sito di commenti che non vi aspettate su questo o quell'altro argomento. E allora apriamolo, eccolo qua, il sito radiolibertà.net. Che cosa attira l'attenzione dei nostri ascoltatori quest'oggi? Facciamo un'americanata oggi. Sì, no? Facciamo un'americanata. Sì. No? Prima di tutto abbiamo un ottimo, eccellente Corrado Ocone, col quale abbiamo condiviso il Ferragosto, che è ancora in home page, che ci ha raccontato per quale motivo chi odia Elon Musk, titoliamo, odia la libertà. Sono in tanti che lo vorrebbero far fuori. Sì, in senso politico, in senso chiaramente lavorativo, certo. Beh, d'altra parte le persone di successo spesso sono odiate anche solo perché hanno successo. È vero, succede anche a noi. Sì, noi che siamo uomini di successo. Successo, siamo sempre odiati, successo. Sì. Allora, il commento di Corrado Ocone, lo dico in breve, in pratica ci riporta al fatto che Elon Musk è sempre molto criticato, ma è criticato perché dà un fastidio terribile, perché ha avuto la forza sia economica, ma soprattutto, come dire, intellettuale, ecco, di essere un liberale, il che vuol dire che soprattutto nella comunicazione, nei social, quando lui ha messo il naso in Twitter, l'ha fatto diventare X, in realtà ha scoperto, ha aperto, diciamo, un coperchio di un pentolone che ribolle e ha mostrato che quali sono i criteri in realtà che presiedono i social, no? Normalmente, no? Mettendo, cioè dicendo apertamente quali sono i suoi di criteri, no? E ha smascherato questa faziosità, no? Pro Dem, no? Sia del Twitter precedente a lui, sia di Google, no? Che indirizza le informazioni che ci dà, che ci porge, no? E in questa maniera indirizza anche il nostro modo di vedere e di leggere il mondo, no? Tant'è vero che Twitter, prima che venisse maschizzato, aveva eliminato il profilo di Donald Trump, cosa che non è esattamente una pratica di libertà, no? Dei principi liberali, no? La libertà di espressione, il free speech, no? Quel di voltairiana memoria, no? La libertà de plume di Voltaire. Ecco, lui con questa sua azione che ha incluso, anzi come cosa più rumorosa, è stato non solo restituire a Trump voce all'interno di uno dei social più seguiti, ma addirittura poi dopo presiedere a un'intervista a Trump dove in maniera molto plateale, insomma, ha mostrato che la libertà è il fatto di dare apertura ai mezzi di comunicazione a tutti quelli che hanno qualche cosa da dire e non soltanto a una parte. E quindi in questa maniera si è messo in una posizione anti-woke, direi piuttosto drastica, e oltretutto da una posizione di potere, cioè di avere il potere e il denaro per poter ribaltare questa tendenza, cosa che le persone comuni non hanno, infatti ne subiscono le conseguenze con la deviazione dell'opinione pubblica. Questo lo rende ovviamente inviso perché è altamente pericoloso. Ecco, questa è la prima cosa. E poi abbiamo anche oggi il primo refresh, ecco, il più interessante in questo momento è la nuova puntata della rubrica Te la rido io l'America, in cui Matteo De Sio ci racconta ogni settimana un po' qual è lo stato dell'arte preso dalla stampa americana e da una parte e da quell'altra, e quello che salta fuori è la cosa che ci ha dato un po' più titolo, la cosa più curiosa e interessante è che il Washington Post
E qui facciamo il paio anche un po' con Musk, no? Col discorso si è scusato con l'amministrazione Trump perché dal 2016 al 2020, quando lui era in carica come presidente degli Stati Uniti, il fact checking delle notizie che venivano date dal Washington Post era leggermente deviato dal fatto che chi faceva il fact checking confondeva i fatti con le opinioni. Che è una cosa che se, noi un pochino che siamo del mestiere, sappiamo che uno dei grandi principi del giornalismo anglosassone è la separazione fra i fatti e le opinioni, cosa che è andata a pallino ormai da molto tempo un po' dappertutto, ecco. Ma qui addirittura quando si trattava il fact checking è una pratica che teoricamente dovrebbe essere virtuosa, in cui prima di pubblicare una notizia ci sono delle persone che verificano la veridicità e la verosimiglianza delle notizie, almeno quella sostanziale. Ecco, i fact checker, quindi questi signori, questi controllori, no? Evidentemente serve un controllore del controllore, no? Cioè una vecchia storia. E avevano questa abitudine, così a volte non proprio purissima, di confondere i fatti con le opinioni, in maniera tale che alla fine quello che ne veniva fuori era una visione distorta, no? E più delle volte forzatamente sempre negativa dell'amministrazione Trump. Ora il Washington Post, che nel frattempo ha cambiato proprietà perché è diventato proprietà del CEO di Amazon, Jeff Bezos, qui vediamo, no, che con il cambiamento delle proprietà cambia anche un pochino l'onda delle cose. E si è tornati un po', no, al cercare di vedere, almeno dicono quelli di Washington Post, di separare i fatti dalle opinioni. Dice, in quei 4 anni non siamo stati proprio onestissimi e chiediamo scusa. Cosa che è abbastanza inedita. Quindi no? hanno ammesso Ecco. di essere stati faziosi, chiedono scusa e vi abbiamo fatto il lavaggio del cervello per un po' di tempo, no? Adesso basta? Questa è la domanda. Adesso basta? Allora ne abbiamo date 2 di un genere, ne abbiamo 2 di un'altra, no? Allora, abbiamo sempre Kamala Harris che mentre ancora non ha fatto una vera e propria conferenza stampa e sta per essere impalmata, no? Definitivamente come candidata democratica, però se la prende con le corporation, quindi le grandi aziende, no? I grandi gruppi aziendali, dando la colpa alle corporation dell'inflazione che galoppa e di altri guasti, diciamo di tipo economico, dimenticando poi che in realtà sotto l'amministrazione Biden, di cui lei è stata vicepresidente, sono stati ben 4 anni in cui nulla si è mosso, anzi le cose sono precipitate proprio durante questi 4 anni, il che fa pensare un pochettino che lei stia mettendo un po' la polvere sotto il tappeto, no? Che dia la colpa alle corporation per come dire, nascondere o comunque emarginare le responsabilità dell'amministrazione di cui lei è stata vicepresidente. Il wokismo di tutta questa faccenda qua salta fuori anche in un'altra vicenda che invece riguarda un'azienda più privata, che è la Disney. C'è una notizia abbastanza interessante che potete ascoltare sempre nella trasmissione di Matteo De Sio, Te la do io all'America, di un fatto che la Disney si è rifiutata di risarcire una famiglia che è andata in visita a uno dei suoi parchi. In uno dei suoi parchi questa persona, che fra l'altro era anche un medico, questa signora, ha chiesto di poter mangiare cose che non contenevano glutine e altre sostanze di cui lei era pesantemente allergica. Hanno garantito assolutamente sì, cosa che invece non è avvenuta e questa signora è morta. Ora, nel momento in cui sono stati, si è trattato un po' di tirare le somme di questa tragica vicenda, la Disney si è riparata dietro il fatto che la signora e la sua famiglia che erano andati nel parco della Disney avevano sottoscritto un contratto di prova di 1 mese anche alla TV della Disney. E questo contratto di prova, cioè la famosa prova di 1 mese che facciamo tutti, no? Che offrono anche tutti quanti, anche a noi, no? Poi tutte le emittenti lo fanno, no? Aveva una clausola per cui non c'erano risarcimenti di alcun genere. Quindi la Disney che cosa ha fatto? Ha messo insieme la prova della TV a cui si erano iscritti con la visita al parco per non dover pagare si immagina, salatissimo conto di risarcimento, perché si trattava di una persona che è morta nel suo parco per negligenza. Quindi altra forma di wokismo finché interessa, no? Una volta il cliente, il customer, era considerato una specie di dio in terra per il mercato americano.
E adesso invece, nonostante tutte le professioni di inclusività, anche questi grandi gruppi, no? Molto pastellati, in realtà nel momento in cui si tratta di parlare di interessi, cambiano completamente idea e diventano assolutamente poco inclusivi, soprattutto nei confronti delle persone che danneggiano. Ma bravi, gruppi pastellati. La nostra pastella è sicuramente migliore e più genuina. Vi invitiamo a provarla. E ti aspettiamo con un nuovo Magna Magna a fine settimana. Ah beh, su quello quando mi parli di pastella subito mi viene fame. Appuntamento sul sito radiolibertà.net, coordinato dal qui presente Beppe Braga. Grazie di tutto. Buona giornata a tutti, arrivederci, ciao. Buona giornata, buon lavoro, buona sbirciata a voi, e c'è forse una telefonata al volo? L'abbiamo, e allora sul cursore, pronto? Sì, Sammy, sono Adriana. Ciao. Guarda, ciao caro, ciao. Volevo dire, quella trasmissione appunto te la do io l'America, passatela in replica anche al sabato, alla domenica, perché guardate che mi hanno fatto notare, ma la mattina io non riesco a seguirla, per cui ripassatela perché senz'altro è molto interessante, poi specialmente da adesso in poi con quello che sta avvenendo, diciamo, negli Stati Uniti. Grazie, mi sono permessa. Grazie a te del consiglio, assolutamente sì, e posso già anticiparvi che la sentirete in replica sia questo pomeriggio che questa sera sul tardi, e nel weekend naturalmente non mancheremo. Grazie Adriana. Signori, stiamo per fermarci, non prima certamente di seguire i vostri consigli, ne stanno arrivando, certo. Sammy parla dello ius sola, dello ius libera carceri. Oh signor Piangere, ne parliamo, è promesso. Alle 14 riapro le linee, e tra pochissimo invece avremo due ospiti molto importanti che parleranno di altre argomentazioni. Sarà con noi Giuseppe Brienza e lo scrittore Massimo De Angelis, curatore del libro I nodi dell'Occidente, e parleremo di Ernest Nolte, tra l'altro è lo storico revisionista tra i pionieri di quel paradigma teso a fornire una chiave di lettura un po' diversa di alcuni fenomeni ideologici che hanno caratterizzato il nostro secolo, ma parleremo certamente del suo ultimo libro di Massimo De Angelis, I nodi dell'Occidente. Dopo le 14, chiaro, le beghe di casa nostra con cosa preferite voi? Lo ius soli? Lo ius scola? Scritto con il CH, mi raccomando, non siate leghisti ignoranti. O lo ius culture? Scritto culturae, capito? Che cavolo. È un bel problema. No, loro hanno già scelto, assolutamente sì. Loro vogliono far studiare i ragazzini per qualche anno e poi diventano italiani. La domanda che Sammy Varin fa: ma se arriva un barcone, e ne arrivano purtroppo ancora tanti, con tanti ragazzi, non soltanto di 1, 2 o 3 anni, ma anche grandicelli, e molto spesso lo sono più grandi di quanto possiamo immaginare, o di quanto soprattutto loro ci dicono. Se dicono di avere 12 anni e li infiliamo in seconda media, o magari anche 14, li infiliamo in terza media, che facciamo con questi ragazzotti che dicono di avere 13-14 anni, magari ne hanno anche 18 o 20? Li facciamo diventare italiani perché hanno completato il loro ciclo di studi? Punto di domanda, 3 punti di domanda, uno via l'altro. Non so se avete capito la meditazione variniana. Di questo parliamo dopo le ore 14, anche con il deputato della Lega Nicola Ottaviani, che ha qualcosa da dire anche sul sovraffollamento delle carceri, qualcosa che ancora non avete udite, e perché no, anche di ciò che sta accadendo verso la Meloni. E cavolo,
e ci vogliono far cadere il governo. Ma è appena partito sto governo, già la smettiamo, sì, così l'autonomia va a farsi friggere col cavolo. Tutto questo tra pochissimo sulle frequenze di Radio Libertà. Adesso c'è la canzone, giusto? La mando io, è giusto? È giustissimo. Allora la trasmetto io, anche perché questo è l'amico DJ pazzo che si chiama Gabri The Sound. Lui si mette a mixare le cose più strane che gli vengono in mente durante la notte e poi me le rifila. E io le rifilo a voi perché secondo me merita. Ascoltiamo Gabri The Sound con la sua ultima composizione intitolata Manga. Pompa, 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 signori. Se vi piace il genere, ragazzi, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 80, sicuramente non vi fa appisolare questa musica di Gabri The Sound. Gabri scritto con la Y, intitolata Manga. Ci ha portato alle 13:33 minuti primi. Benvenuti su Radio Libertà. La voce di Sammy Varin vi inserisce in un'altra argomentazione che non vi aspettate. Abbiamo con noi l'amico giornalista Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. A tutti gli ascoltatori. Piacere di ritrovarti sulle nostre frequenze e con te lo scrittore Massimo De Angelis. Salve Massimo. Salve, piacere. Un piacere tutto mio, naturalmente, soprattutto perché ci menate via un attimo dalla tristissima realtà, addentrandoci in un mondo che magari non tutti conoscono. E allora cedo volentieri la linea a Giuseppe Brienza, vediamo dove ci porti.
Bene, Sammy, oggi è 19 agosto, quindi ieri era un piccolo anniversario che noi, diciamo, amanti della storia, come io e l'ospite di quest'oggi, Massimo De Angelis, abbiamo ricordato la scomparsa di un grande storico, lo storico tedesco Ernst Nolte. Tu, Sammy, l'hai giustamente richiamato come lo storico revisionista, che è uno di quei, diciamo così, tappi che si mette sopra la bottiglia per cercare di farne appunto una specie di reprobo da ostracizzare, e quindi la sua è diventata, come abbiamo intitolato questo intervento, una storia proibita. Allora, qual è il focus principale della storia di Ernest Nolte? Innanzitutto quella di aver individuato nel periodo del 1914 e 1945 un unico processo storico, quella che Nolte chiamava la guerra civile europea, cioè uno scontro globale nel continente, nel vecchio continente, comprensivo di entrambe le due guerre mondiali, dalle quali entrambi appunto sono discese delle tragiche appendici, quelle che ricorda anche il libro che ha curato Massimo De Angelis, I nodi dell'Occidente, no? Che ha come sottotitolo Sovranismo individuale, crisi delle democrazie, guerra. È un libro pubblicato dalla Salomone Belforte, editore, da pochi mesi, all'interno dei contributi molto interessanti. Ne cito solo alcuni, Massimo non mi volerà male, ma vorremmo parlare di Nolte, della storia proibita. Comunque ci sono dentro questo libro contributi sugli nodi dell'Occidente, appunto, di Vittorio Possenti, di Mario Tronti, di Giuseppe Vacca e di Marcello Veneziani. Dicevo, alcuni nodi, alcune conseguenze da questa guerra civile europea di cui ci ha parlato Nolte, dalla guerra fredda tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti alla crisi medio orientale e anche a quella asiatico-sudorientale. Il nostro mondo, quindi, di questi anni, quello della post-globalizzazione, oppure della guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita, come ha definito l'attuale situazione di conflitto geopolitico e militare Papa Francesco, è figlio diretto dell'assetto e delle dinamiche del secondo dopoguerra. Questo non possiamo dimenticarlo, e questo significa anche, come ha fatto Nolte, su basi scientifiche, non certo politiche, dare a ciascuno il suo in termini di responsabilità rispetto allo scoppio e alle conseguenze del secondo conflitto mondiale, cioè della guerra di massa, che ha appunto avuto ragioni economiche, militari, politiche e geopolitiche, ed è stato voluto da tutti i contendenti, non solo quindi dalla Germania. Per questo il ruolo di Nolte è molto importante per cercare di discutere questo processo ancora in atto di criminalizzazione storica della Germania in quanto nazione. Nell'8° anniversario della morte di questo storico sbrigativamente definito revisionista, appunto, che è morto a Berlino il 18 agosto del 2016, parliamo con il giornalista e scrittore Massimo De Angelis, che l'ha conosciuto personalmente e potremmo dire lo ha avuto anche come amico negli ultimi anni della sua vita. Ernest Nolte ha anche onorato gli studi, gli scritti di Massimo De Angelis di una prefazione ad un libro intitolato Hitler, una emozione incarnata. Attenzione, non facciamo blob di questo piccolo passaggio, perché c'è anche il sottotitolo, cioè questo libro non è certo un'apologia di Hitler né del nazismo, tantomeno, ma è un'interpretazione filosofica del nazionalsocialismo, un libro del 2013 che appunto ha una prefazione scritta per Massimo De Angelis da Ernest Nolte. Allora comincio a chiederti, Massimo, come hai conosciuto e che ricordo hai di Ernest Nolte? L'ho conosciuto nell'inverno del 95, perché stavamo mettendo in piedi il mensile Liberal e ci venne l'idea di fare un dibattito epistolare sulla rivista tra Nolte appunto e Furet, cosa che poi si è fatta. Sono state lettere molto lunghe, molto interessanti, e poi sono confluite in un volume edito appunto da Libera sul XX secolo, sul tema, su quale tema? Appunto sul tema di nazionalsocialismo, fascismo, bolscevismo,
eccetera, la storia del Novecento in sostanza. L'aspetto che oggi possiamo dire curioso, all'epoca fu anche un po' drammatico, è che alla seconda telefonata che io feci con Nolte per convincerlo a questa impresa, mi rispose con un'aria un po' così alterata perché aveva avuto un infarto. E allora nel mese successivo, il mese e mezzo, eccetera, durante la sua convalescenza ha cominciato a nascere un'amicizia. Ecco, questa è un po'. Poi l'amicizia appunto si è consolidata nella collaborazione, prima a quel dibattito, poi a tanti altri incontri che un po' ha organizzato la Cattolica di Milano. A Como, a Milano, c'era l'amico Guido Vestuti che organizzava soprattutto sulla rivoluzione conservatrice, e poi a convegni di Liberal a Trieste, naturalmente in Germania, dove incontravo Nolte a casa sua in Bamberger Straße con l'Anne Dore, la moglie, al punto che Nolte nella sua ultima autobiografia ha sostenuto che io e Pierluca Azzaro, che pure ha avuto, che è studioso della rivoluzione conservatrice e inoltre curatore dell'opera Omnia di Ratzinger, lui cita noi due come quelli che hanno fatto sì che da non persona che egli si sentiva ormai in Germania abbia riacquisito un ruolo pubblico in Italia, e di questo appunto esprimeva gratitudine. Ecco, quindi questa è un po' la parabola, insomma. Ecco Massimo, Nolte ha ripetuto spesso amaramente come era considerato non un interlocutore accademico, culturale dai suoi connazionali, ma addirittura una non persona, come se non esistesse. E quindi abbiamo, dal nostro punto di vista, Massimo, come italiani, avuto il merito di avergli dato uno spazio. Ecco, tu parlavi della rivista Liberal, che non ha niente a che fare con il movimento politico liberal, no? Che sono i liberal progressisti, ma è la rivista fondata, no? È diretta da Ferdinando Adornato, no? Che Sì. ha avuto un ruolo molto importante anche addirittura appunto internazionale. Dicevo, nonostante che fosse considerato una non persona, però il suo ruolo di studioso è stato quasi integralmente inteso a difendere la nazione tedesca dalla criminalizzazione storica che ha subito e ancora subisce. Come te lo spieghi? Beh, me lo spiego con un semplice fatto, cioè che lui è stato ostracizzato proprio per aver voluto difendere la nazione tedesca, e questo qui in Germania. Il paradosso è che questa criminalizzazione è avvenuta in Germania. Perché dico questo? Perché diciamo, bisogna inquadrare la cosa nell'epoca. Già negli anni 70, con l'Ostpolitik, con l'idea che cominciava a esserci, che si sarebbe andati alla riunificazione tedesca, ci fu un forte spostamento a sinistra non solo dell'opinione pubblica ma anche del mondo intellettuale tedesco, e quindi cominciarono gli intellettuali storici conservatori come il Grüber, Fest, eccetera, a essere un po' messi, e Nolte ovviamente, a essere messi un po' alle strette da questa nuova ondata, un po' come in Italia è successo, non so, con Del Noce o con De Felice, entrambe persone, fra l'altro soprattutto Del Noce, che ebbero poi rapporti con Nolte. Questo è il pregresso. Poi a metà degli anni '80 cosa avviene? Avviene appunto che Nolte apre un dibattito sulla Frankfurter Allgemeine, sostenendo appunto che bisognava in qualche modo superare la rimozione della vicenda nazionalsocialista in Germania, per cercare non di assolverla naturalmente, ma di comprenderla, perché altrimenti tutto il procedimento di maturazione di una nuova identità tedesca sarebbe stato bloccato. A questo punto alcuni storici conservatori intervennero, diciamo, favorevolmente, ma poi ci furono una serie di interventi invece di intellettuali progressisti, fra cui soprattutto Habermas, che assunsero un atteggiamento non solo di critica, ma appunto in qualche modo di demonizzazione di Nolte. Questo appunto si spiega, secondo me, essenzialmente con un fatto, e cioè che
già all'epoca, come si sa, Habermas è il maggior sostenitore del fatto che l'identità tedesca non è più un'identità legata alla nazione, ma al patriottismo costituzionale, cioè è la Costituzione che fonda l'identità. E quindi, alla luce di questo, il voler difendere l'identità tedesca era in qualche modo in contraddizione e poteva essere pericoloso. Pericoloso per che cosa? Ecco, aggiungo questo per rendere anche attuale la discussione che all'epoca ci fu. Perché l'idea di Habermas è che solo attraverso il patriottismo costituzionale la Germania poteva non far paura, tanto più se unita e in un contesto di unificazione europea. Aggiungo, perché è importante secondo me rifletterci, che questo atteggiamento di sostituzione di un'identità, diciamo, fondata comunque su regole, su leggi, su Costituzione, anche se una Costituzione europea non c'è mai stata, naturalmente è stata bocciata innanzitutto dai francesi, ma questa sostituzione di un'identità fondata su regole rispetto a quella fondata su un'identità nazionale è il processo che si è voluto in qualche modo imporre all'Europa, per cui l'Europa non ha da essere una unità di nazioni, di popoli, ma deve essere una unità fondata su regole, su principi, come oggi si dice. Ecco. Questo rende molto attuale ancora quella discussione e spiega appunto perché Nolte fu criminalizzato proprio perché in Germania voleva difendere, voleva soprattutto riflettere e riprendere le fila di una identità culturale della nazione tedesca. Ecco, oltre ai nomi che hai fatto, anche un intellettuale, un filosofo italiano ha dato uno spazio importante a Ernest Nolte come Marcello Pera, no? Quando è stato presidente del Senato lo ha invitato appunto a Palazzo Madama. E tu fra l'altro sei stato anche direttore della rivista trimestrale Nuova Civiltà delle Macchine, nel cui comitato scientifico, oltre a tanti intellettuali storici, c'è stato anche Marcello Pera. Ecco, in quel contesto a Palazzo Madama, ovviamente con le critiche poi che ci sono sempre, purtroppo in un contesto ideologizzato che ha molte affinità, no? Con quello che hai descritto della Germania post seconda guerra mondiale, Nolte ha spiegato in sintesi, diciamo, la sua teoria del totalitarismo. Ce la vuoi sintetizzare? Ma guarda, la teoria del totalitarismo in Nolte ha due aspetti. Uno, lui sosteneva che i totalitarismi nascono al momento in cui nel sistema liberale c'è una componente che cerca di impedire la libera espressione della componente avversaria. Ecco, e questo lui vedeva come esempio Weimar, come esempio appunto di crisi del sistema liberale dovuto all'affermarsi di una componente totalitaria e a una risposta di segno opposto, no? Tra diciamo bolscevismo e destra reazionaria. Ora, diciamo questa idea di sistema liberale contro cui combattevano i totalitarismi, già all'epoca in un libretto, fra l'altro che facevo un'intervista che facevo io e lui per Liberal, e lui sosteneva un'idea che era molto prossima a quella di Del Noce, cioè che il sistema liberale però, oltre che per l'aggressione delle spinte opposte totalitarie, era minata al suo interno dalla sua trasformazione da sistema liberale in sistema liberista o libertino, insomma, e quindi riprendeva un po' le tesi di Del Noce. Dove? Cos'è che cambia? Che non c'è più un riferimento a una verità da raggiungere e da rispettare nel confronto reciproco, ma quel che conta è semplicemente la libera volontà. Ecco, questa era, e una certa indifferentismo, dopo Ratzinger si potrebbe dire relativismo. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto dell'idea totalitaria di Nolte, a differenza dell'Arendt, per esempio, è che lui non aveva un'idea, non studiava come i modelli totalitari, ma dava quella che lui definiva una interpretazione storico-genetica, che vuol dire che al fondo, e questa è l'altra cosa che ha suscitato mille polemiche e non è stata mai accettata, al fondo lui riteneva che all'origine
di questa dialettica fra totalitarismi vi fosse stata la rivoluzione bolscevica e soprattutto il terrore, poi il terrore staliniano, perché questo fenomeno, che era stato accolto con indifferenza in diversi paesi europei come Francia e Inghilterra, invece per ovvi motivi, essendo la Germania lì vicino, aveva molto preoccupati i tedeschi e persone appunto come Hitler, che cominciarono a studiare per esempio i gulag o le forme appunto di terrore, l'eliminazione degli avversari politici e diciamo pensarono che bisognava dare una risposta su quello stesso terreno, cioè dare una controrisposta a quel totalitarismo. Di qui appunto diciamo, la genesi del nazionalsocialismo vista un po' come conseguenza non solo della rivoluzione bolscevica, ma del suo aspetto diciamo totalitario e terroristico, insomma. Ecco, siamo arrivati al cuore della dannazione della memoria di Nolte, no? Perché è stato bollato come uno storico revisionista, perché ha toccato, diciamo così, questo aspetto del nazionalsocialismo come risposta analoga e contraria al comunismo. Come lo ha fatto? Per una tesi precostituita? Non ci sembra, no, Massimo? Il discorso è il suo approccio in chiave di storia comparata. E in questo senso l'approccio comparato, che come minimo legge i fenomeni nazionali in chiave europea, sarebbe molto proficuo se applicato anche alle dinamiche del secondo dopoguerra italiano. Ma comunque, spiegaci perché la sua visione della guerra civile europea, con da una parte il regime nazionalsocialista e quello fascista, e dall'altro quello originante, il fenomeno originante, cioè il marx-leninismo e il regime comunista, perché questa interpretazione lo ha visto bollato come un revisionista. Dunque, intanto mi ricordo che Nolte, anche un po' ironicamente, prendeva questa categoria di revisionismo nel modo giusto e diceva, ma insomma, una storia che non voglia in qualche modo rivedere le cose, quindi essere in un certo senso revisionista, sarebbe una storiografia banale. Ma al di là di questo, lui sicuramente sostenne, per esempio, già nel nazionalsocialismo e il bolscevismo, l'importante libro dell'86, che a differenza del primo, I tre volti del fascismo, che è di una grande accoglienza in Europa, in Germania stesso, in America, invece fu l'occasione poi, essendo venuto dopo l'Historiker Streit, fu l'occasione della sua ostracizzazione. Poi dopo in un libro importante, Il nesso causale, anche se non è tradotto in italiano, del 2002. E appunto il meccanismo è quello, cioè di vedere un'antecedenza di una serie di fenomeni, diciamo o terroristici o comunque totalitari del modello staliniano, che vengono in qualche modo replicati e diciamo rigettati in campo avversario, diciamo, dal nazionalsocialismo, come una partita di ping pong, per intenderci. Ecco. Qual è il punto su cui poi lui fu attaccato? Fu attaccato dice, vabbè, ma allora se tu fai così, sostieni che lo sterminio, per esempio, dei contadini, dei kulaki in Russia abbia lo stesso valore dello sterminio degli ebrei in Germania, mentre invece c'è una unicità dell'Olocausto. Lui in realtà ha sostenuto poi apertamente che appunto c'era un aspetto di unicità e che quindi non erano da mettere sullo stesso livello dal punto di vista della gravità di ciò che era stato compiuto. Però continuava a sostenere che lo sterminio dei kulaki in qualche modo aveva fornito diciamo un modello e soprattutto aveva terrorizzato a tal punto da scatenare una reazione uguale e contraria appunto del nazionalsocialismo. Chiudo dicendo che una delle cose che lui ha sempre sostenuto e che non va mai messa in secondo piano è che lui parlava del nazionalsocialismo come di un fascismo radicale,
mentre il fascismo italiano era un fascismo normale. Cioè la risposta di Hitler, ancorché risposta, era stata una risposta particolarmente radicale, e questo qui lui naturalmente non lo ha mai negato, insomma. È interessante, Massimo, neutralizzare anche quello che spesso dobbiamo affrontare, no? Per sottrarsi al confronto, no? Perché la storia, la scienza, la cultura è figlia del confronto, della discussione, però per sottrarsi al confronto con le ricostruzioni, con le tesi e le interpretazioni di Nolte, e c'è stato sempre l'accusa, no? Insomma, di fascismo, di nazista, di uomo di destra, reazionario, eccetera. E invece l'estrazione politico-culturale di Nolte è un'estrazione di sinistra, e anche, se vogliamo, gli stessi interpreti o le persone che come te hanno dato spazio, hanno dato ascolto a Ernest Nolte, hanno un approccio verso questo fenomeno del fascismo, del nazionalsocialismo, del comunismo, assolutamente non preconcetto, perché ricordiamo, insomma, chi non lo conoscesse, Massimo De Angelis è stato capo ufficio stampa del Partito Comunista Italiano e poi del PDS di Achille Occhetto, no? Se non sbaglio, ha scritto anche un libro, Massimo De Angelis, intitolato Post, Confessioni di un ex comunista. Quindi anche De Felice in realtà ha un'estrazione di sinistra, no? Questa è una circostanza interessante. E oltretutto Nolte è figlio, diciamo, di genitori cattolici, insomma, quindi ha una formazione tutt'altro che affine alla destra, se vogliamo. Ecco, io volevo poi chiederti, oltre a questo spunto, di sottolineare quale contributo all'elezione ancora ci serve di Nolte rispetto ai problemi dell'Occidente, e proprio in questa fase che possiamo definire la post-globalizzazione. Nolte ci serve ancora? Ma guarda, intanto sì, direi di sì, per un atteggiamento di metodo. A me colpì e mi legò un po' alla sua ricerca quello che stavo cercando all'epoca, anch'io, perché mi stavo allontanando dalla mia militanza politica di gioventù, diciamo, ed è il suo voler guardare le cose dall'altro lato della Luna, dal lato coperto della Luna, cioè, e partire dall'idea che non c'è mai una verità tutta di un colore e un torto tutto dell'altro. Questo mi fa pensare a un'altra persona che ho stimato e che ho conosciuto, Pierpaolo Pasolini, che era anche lui che prendiamo che per il punto di vista dei vinti, non lo voleva trascurare. Nolte, per esempio, si è molto occupato, è stato molto interessato dalla vicenda della Vandea, cui, diciamo, sono stati considerati dei criminali quelli che in realtà cercavano di difendere la loro tradizione da un universalismo astratto dei rivoluzionari francesi. Ecco, direi che per sintesi, quello che ci dice ancora Nolte, che io definirei un liberal conservatore proprio come il piatto culturale, è quello, lui dice, la civiltà e la cultura europea si è fondata su una sintesi mai rinnegata tra particolare e universale, cioè tra la persona della civiltà occidentale europea almeno è questo, cioè una sintesi di famiglie, che nasce dalla sintesi tra la famiglia, la patria, tra una lingua, tra una memoria, tutto ciò che è radicato, cioè che è particolare, quindi in questo senso, e poi la capacità razionale di guardare agli ideali, alla giustizia, alla libertà, all'uguaglianza. Ma se si rompe questa sintesi, si è o particolaristi. E lui diceva, per esempio, che il nazionalsocialismo a un certo punto Hitler l'aveva portato su una visione solo particolaristica, quindi quasi animalizzante dell'uomo, quindi era estremamente severo su questo. Ma se si porta tutto su una linea puramente universalistica, si perde
questo equilibrio che c'è nella cultura, nella civiltà, diciamo, europeo-cristiana. È quello che sta avvenendo oggi. Se noi pensiamo alla sostituzione che per esempio nei documenti europei c'è della persona con l'individuo e all'idea dell'individuo che si ha, se possibile senza famiglia, concepito in provetta, senza memoria, e in cui la patria e la famiglia sono entità diciamo retrograde, mentre il poter essere individuo che consuma e che di queste cose Nolte ne ha scritto anche in alcuni saggi, che consuma e produce finché può, e poi c'è l'eutanasia che può provvedere anche perché nessun altro può provvedere a lui. Ecco, adesso io do tinte cupe, ma è un po' il mondo in cui il progressismo oggi, la cultura progressista, ci sta trascinando. Ecco, rileggere Nolte oggi per tanti versi ci fa scoprire pagine anche sorprendenti di critica anticipatoria di quel che sta avvenendo tra noi. Bene, grazie Massimo, ti restituisco la linea. Sammy, conosciamo Ernest Nolte, soprattutto i nostri figli, nipoti che studiano sempre sugli stessi libri. La storia scritta dai vinti è inevitabile, ma anche basta dopo 80, 90, 100 anni, non credi? Bravi, 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 e questa è cultura che va assolutamente ritrasmessa a chi ci sta ascoltando. I più grandicelli magari già qualcosa conoscono, ma i più giovani assolutamente hanno bisogno di questo. Io ringrazio te, Giuseppe Brienza, ringrazio Massimo De Angelis, siete stati preziosi in questo pomeriggio post ferragostano. Buon lavoro e alla prossima! Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci, a risentirci e voi ascoltatori restate lì perché tra pochi minuti apriamo le linee allo 0292947222 e ho i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Qui Parlamento. Colleghi, ancora una volta ci si divide sul diritto dei diritti, il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Ci si divide e noi non abbiamo inteso fare la dichiarazione di voto sulle vostre pregiudiziali perché riteniamo che voi operate una scelta di pregiudizio, un pregiudizio inaccettabile se si pensa che stiamo discutendo dell'articolo 32 della Costituzione italiana. La missione 6 del PNRR sulla sanità ci invita a fortificare la medicina di prossimità, a fortificare i processi di digitalizzazione. Ebbene, la piattaforma unica delle liste d'attesa è la digitalizzazione, è l'avanguardia del sistema sanitario nazionale, è la modernità. La piattaforma unica interoperabile tra tutti i sistemi sanitari regionali rappresenta un primo grande passo verso la digitalizzazione del sistema sanitario nazionale e applica un modello unico, il modello di classificazione della popolazione stratificata, cioè vuol dire che il bisogno sanitario, e lo dico a chi non è consapevole, a chi non ha abbastanza cultura sul modello della popolazione stratificata, significa valutare i bisogni dei pazienti, perché le liste d'attesa rappresentano il bisogno di salute dei nostri pazienti e se ci sono file interminabili per alcune prestazioni, bisogna che la programmazione sanitaria si basi sul modello unico di stratificazione della popolazione sanitaria del nostro paese. Ma la piattaforma fa di più e mi sento di ringraziare il ministro Schillaci, il sottosegretario Gemmato, ma anche Agenas, che ha compiuto grandi passi in avanti verso la digitalizzazione dei nostri sistemi sanitari tutti.
Bene, la nostra piattaforma andrà ad analizzare una serie di indicatori quali i coefficienti di saturazione del patrimonio tecnologico, ma anche del capitale professionale. E parliamo del patrimonio tecnologico. Un grande professore di alta formazione in sanità diceva: va valutato perché una macchina produce 10 prestazioni e una macchina 100.000, e per ritornare all'autonomia differenziata e quindi usare Cosenza come parametro, perché magari ha un attacco ad elastico e Catania che ce l'ha ad alta specificità, dobbiamo chiederci attraverso i dati perché questo accade, perché dietro le liste d'attesa c'è il patrimonio tecnologico del nostro sistema sanitario nazionale, che va rinnovato e va rinnovato nelle regioni del nord come del sud. E parliamo del capitale professionale. Perché pensare che i nostri medici e i nostri pazienti siano costretti a fare prestazioni aggiuntive per evadere le liste d'attesa? Bene, ma voi pensate... Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 14 giugno al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Avanti, ammirate, tu e io, un team. Perché dovrei venire con te? E mani forti vibrazioni, tipo non avvicinarti, ti spezzerò il cuore. Diamo alla gente quello che vuole vedere. Mi spiace per ciò che hai sentito, Yukio. Gli uomini sono così scemi. Nella vita civile porto il parrucchino, ma non lo sa nessuno. Ma lo sanno tutti. Wolverine. Puoi giurarci, Disney l'ha resuscitato. Glielo faranno fare fino a 90 anni. Siamo dentro al tornado? No, è dietro di noi. Si sta avvicinando! Quest'estate Siamo alle prese con la tempesta del secolo. vivi il lato più oscuro della natura. Hai mai visto una cosa simile? Sono gemelli! Si fondono. No! Attenzione! Più veloce! Twisters. Il concerto stesso è una trappola. Questo individuo non è una proiezione delle nostre paure. Cercherà di causare il panico per sfuggirci. Una nuova esperienza nel mondo di M. Night Shyamalan. Che cos'hai, papà? Trap, scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Ho io il controllo. Ciao a tutti! Gru, evviva! Un momento. 3 ragazze, una moglie. Mi manca qualcosa. Eccolo! Oh, il mio cucciolo! Lo so che adori papà. Avanti, dillo. Papà, papà. Sì, certo che ti adora, ma non sa manifestarlo con le espressioni, né con il linguaggio del corpo. Vero, Gru Junior, avanti. Gru, devo parlarti. La vita della tua famiglia è in pericolo. Cosa? Maxime Le Mal è evaso di prigione. Vengo a vendicarmi, Gru! Dobbiamo andare alla casa sicura. Un distributore automatico! Adoro questo posto! Oh là là! Luca! Spero che avremo l'occasione di conoscerci. Scommetto che le persone qui sono felici. Cosa? Forse sono una tua fantasia. Se lo trovi è mio. Siamo a noi! C'è qualcosa che non mi hai detto. Non bisogna avere paura. Andiamo! Questa è la nostra famiglia, per sempre. Siamo d'accordo sulle condizioni. Dove metto la firma? Che spettacolo l'estate al cinema! Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia dal 9 giugno al 19 settembre. La rivoluzione continua grazie al contributo straordinario del MIC. Info su cinemarevolution.it. Non è meraviglioso?
Ma scherzava Marco Ferradini con questa canzone Teorema. Allora la notizia è che Teorema di Marco Ferradini è diventato disco d'oro dopo 43 anni. Pensate un po' che storia. Non soltanto la sua canzone, ma anche altre storiche canzoni degli anni 70, anche prima, spesso e volentieri diventano disco d'oro. Quindi vuol dire che sono state scaricate moltissime volte, ma anche semplicemente ascoltate. Eh sì, e qui c'è lo zampino dello streaming proprio per il disco d'oro, per cui uno diventa disco d'oro semplicemente perché moltissimi hanno ascoltato quella canzone. Sarà giusto o non sarà giusto? Beh, complimenti a Marco Ferradini, glieli dobbiamo fare per questa storica canzone Teorema che, ribadisco, disco riba, fosse uscita quest'oggi secondo me l'avrebbero censurata. Voi che ne pensate? Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. A proposito ancora di musica molto famosa, oltre a Marco Ferradini, chiaramente, che è un amico che ascoltiamo anche ogni tanto su queste frequenze, perché tra gli indipendenti importanti ci piace, vogliamo ricordare anche Gerardina Trovato. In questi giorni chi sbircia sui social musicali, sugli addetti ai lavori, si sarà accorto che c'è una specie di campagna per Gerardina Trovato,
Trovato, quella che cantava Sognare sognare come un film, ne ha fatte tantissime di canzoni, oltre a un Sanremo fortunatissimo, e c'è una campagna per riavere ancora la musica di Gerardina Trovato. Ha passato un bruttissimo periodo con quella malattia che ti fa sentire male, non ti fa più affrontare i problemi quotidiani della vita e insomma ha bisogno nuovamente di ritornare sulle scene, ma come, ci chiediamo tutti noi, qualcuno la rivorrebbe di nuovo a Sanremo, ma non siamo certi che gli farebbe bene. Di che ha bisogno Gerardina Trovato? E quello che possiamo fare noi come radio indipendente sicuramente è quello di ricominciare a trasmetterla, cosa che non abbiamo mai smesso, d'altronde le sue sono canzoni davvero storiche, ma è l'invito che stanno facendo tanti programmatori musicali alla propria radio, perché la differenza qual è? Noi di Radio Libertà possiamo tranquillamente scegliere anche personalmente noi, i nostri registi, le canzoni da trasmettere. Sulle radio più blasonate e ti appare tutto quanto già nella maschera del computer, per cui non puoi mandare neanche mezza canzone scelta da te. Quindi l'appello dobbiamo farlo ai programmatori musicali, ai colleghi che spesso e volentieri sbirciano Sammy Varin, essendo tutti quanti, diciamo così, dannata di apostrofo annata. 14:14, buon pomeriggio, Sammy Varin, potere al popolo, e chiaramente questo è il momento per entrare in onda. Chi vuole parlare con me, dire il proprio pensiero post ferragostano su ciò che sta accadendo, 0292947222 o tramite WhatsApp 340 6709 659. Sì, è vero, è il problema. Il problema dello ius soli, che ormai non sei più di moda se dici ius soli, neanche si dici ius scole o ius culture, chissà che cosa inventeranno ancora una volta. Fatto sta che Forza Italia ha ritirato fuori sta cosa, colpa probabilmente nostra, quando mai? Colpa di Salvini, peggio ancora, colpa di Vannacci, che ha tirato in ballo Legonu, grande campionessa di pallavolo di colore, italianissima, dicendo la solita battuta: sì, brava, bravissima, le chiederò un autografo, ma non rispetta l'italianità. E allora uno dice: brava, bravissima, ci mancherebbe altro, è italiana, ma sicuramente, certo, non rispetta l'italianità dal punto di vista della pelle, etnicamente meglio non dirlo, però insomma uno dice non è italiana, chiaro, io dico aspetta ancora qualche anno e sta frase potremmo fare a meno di dirla, ma qua abbiamo dato fuoco alle polveri perché Forza Italia ha detto però si potrebbe cambiare questa legge, insomma fare in modo non che nascono in Italia e diventano subito italiani come vorrebbe la sinistra, ma una via di mezzo, e quindi sì, lo ius scholae col CH, mi raccomando, ad esempio dopo un ciclo di studi di quanti anni, dico io, perché lì dipende un attimo, che noi siamo d'accordo, al 18° anno ci mancherebbe, se fai la richiesta diventi italiano, magari possiamo fare un po' più veloce questa cosa, perché burocraticamente uno poi fa la richiesta e passano anni prima che te la danno, per piacere, ma questi di Forza Italia dicono ma no, dopo le medie, dalle medie in poi, quindi già a 14 anni il ragazzino nato in Italia diventerebbe automaticamente italiano. E qui io chiedo, automaticamente sì o no? Ma quando poi capita che arriva il barcone carico di tanti immigrati, e tra questi ci sono molti che non hanno 2, 3, 4, 5 anni, per fortuna sono un po' più grandicelli, e ti capita quello che c'ha già 12, 13 anni o che dice di averli, poi magari ne ha 18, ma per noi ne ha 12, 13, ci dice così, gli crediamo. E che facciamo? Questo diventa italiano dopo 6 mesi? Perché lo posizioniamo chiaramente in seconda o terza media se c'ha 13 anni o 14 anni, e quindi dopo 15 giorni che è arrivato a scuola già diventa italiano? Cosa ne pensate? Voglio sentire le vostre voci. 0292947222, chiaramente non solo su questo argomento, su quello che vi pare. Pronto?
Buongiorno signor Sammy Lisetta. Là. Allora, prima cosa vi ho mandato un conto corrente alla radio. Grazie, a nome di tutti. Seconda cosa, signor Sammy, qua è il caso di far intervenire qualcuno della Feder Consumatori. Sono andata a fare la spesa, non le dico cosa ho pagato un litro di olio di oliva. Provi a dire. Sai che l'ho notato anch'io, è aumentato. Io È vado una sempre, cosa pazzesca. io compro sempre quello che costa meno. Quanto? 9,80, quasi 10 euro un litro di olio. È che è quasi non si può poco. più mangiare. È quasi Non si può poco. più mangiare. Sì, Ah, è incredibile. vabbè. Terza cosa, e poi termino. Tra poco c'è il meeting di Comunione e Liberazione, ok? E allora dal 45esimo meeting di Comunione e Liberazione cosa ci sarebbe da dire? Che l'autunno, signor Sammy, caldo, è già in vista. Proseguirà, mi sembra, il confronto interno alla coalizione di governo sulle riforme, dal premierato alla giustizia, così come sulla composizione della CDA RAI. Da una parte, signor Sammy, il pressing extraparlamentare che arriva alla raccolta di firme sul referendum per abrogare purtroppo la nostra autonomia differenziata. Dall'altra le elezioni regionali in Liguria, Emilia Romagna e Umbria, cioè le sfide tanto importanti quanto delicate che abitano purtroppo la nostra maggioranza. E poi c'è da dire, la Liguria è già individuato le date del 27 e 28 ottobre. L'Emilia Romagna quelle del 17 e 18, però dell'Umbria non si sa quando. E chissà che la svolta, signor Sammy, sia sull'Election Day che sul candidato Liguri non venga fuori a Rimini stesso. E poi termino. Quanto ai partiti, esce da Forza Italia per aderire al Movimento per l'Autonomia Gianfranco Miciché e abbandona il gruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Bertoldi. Tutto qua, io lo saluto e buona settimana. E meno male, tutto qua ragazzi, quante cose che hai messo sulla griglia, sì, sarebbe bello fare un election day ragazzi, cioè per non farci... proprio dal punto di vista cardiaco, no? Perché tutte queste emozioni ne facciamo una unica in un sol giorno e basta. E poi sta roba in Umbria, il PD sta tirando in ballo San Francesco. Ecco la candidata del PD e la candidata francescana. E per favore, ce li ho anch'io i sandali ai piedi, non meniamola male, il tau appeso al collo. Tutti ce l'abbiamo, anzi mettetelo anche voi che votate destra, mi raccomando. Sì, meeting di Rimini, Matteo Salvini, mercoledì 21 agosto, segnate giù, mercoledì 21 agosto Salvini al meeting di Rimini. Un'altra chiamata, pronto? Pronti? Quella. Ciao, sono il vecchio cinghialone. Prego. Allora, la signora ha quasi completato buona parte delle cose che si potrebbero dire. Ci ha invitato a parlare un po' di tutto. Benissimo. Parliamo dall'omonimo di Totò, il siciliano degli anni 90, ovvero la sanità. 2 punti a capo. Una volta esisteva il tesserile del librettino rosa e le attese negli ospedali massimo duravano una settimana le liste d'attesa, punto. Poi arrivò il tesserino del cosiddetto Servizio Sanitario Nazionale e le attese arrivarono a 2 mesi, 3 mesi, qualcuna 6 mesi. Poi finalmente arrivò la digitalizzazione. Porca paretta, uno che purtroppo ha il male del secolo deve aspettare anche 2 o 3 anni per avere la diagnosi e le cure. Nel frattempo magari raggiunge la portinaia del 14. Ora, che dire, la cara Giorgia non potrebbe prendere il fratellino di Totò, buttarlo leggermente fuori dai piedi e metterci un qualcuno che di sanità capisce leggermente qualcosa e sfoltisce, eliminando il digitale, le famose liste d'attesa
Bella domanda, bella meditazione, bella Marcord. Ma secondo me bisognerebbe più clonare qualche medico, clonarne un 10, 100.000, e anzi esageriamo, facciamo 200.000, perché poi ci sono quelli che vengono ammazzati nei pronti soccorsi. Scusa, sapendo che ne fanno fuori un bel po', cloniamone tanti. Si scherza naturalmente, però il problema è più che evidente. Un'altra chiamata 0292947222, qui entrate in onda senza filtri né censura, qualunque cosa abbiate da dire io vi ascolto, giurin giureta. Pronto? Salve, Avvocato di Milano. Ciao. Diciamo che la signora Lisetta ha toccato un tasto dell'inflazione, cioè praticamente quando c'era la scala mobile a difesa del potere d'acquisto, delle speculazioni eccetera, certe cose non succedevano, nel senso che venivano controllate. Si va bene che siamo un'Europa che mi viene una bestemmia a dire, mi fermo. Al di là di questo va messa possibilmente anche per cercare di non far impazzire quelli che sono il governo mettendo la scala mobile. Ne sto dicendo uno solo per adesso, mi fermo sulla scala mobile, che non fa altro che controllare tutte le speculazioni, le ladrate eccetera, devono avere motivo. Lo so che abbiamo un sacco di problemi, ma l'hanno distrutto da anni e da anni ne stiamo subendo le conseguenze e meno male che c'è questo governo, alla meno peggio. Dico solo questo a differenza di prima, ma la scala mobile a difesa delle pensioni e del potere d'acquisto a differenza di tutti gli altri che pigliano di migliaia di euro al mese, praticamente questa cosa è di dovere, d'obbligo, anche perché diciamo la gente non è che vive 1000 anni, ma bensì insomma lo sappiamo cosa serve la scala mobile, almeno quelli che hanno qualche anno, a difesa del potere d'acquisto, delle pensioni e quant'altro, poveretti e via di seguito. Ecco, non parlo per me come egoismo, ma nella generalità anche è una cosa diciamo fondata, assodata, che l'hanno distrutta, per dirne una, però ce ne sono altre di motivazioni. Grazie mille. Grazie a te, belli questi discorsi vintage, retro e scala mobile. Adesso qualcuno tirerà in ballo anche le gabbie salariali, solo pensare alla gabbia. Tra poco parliamo di carceri e sovraffollamento delle carceri, però capite un attimo che c'è qualcuno che in decenni ha distrutto e adesso si vuole ricostruire pensando di tornare indietro, e potrebbe essere davvero la soluzione migliore. A proposito di soluzione migliore, ricordate che c'è aperta la festa della Lega a Bolgare in provincia di Bergamo, si è aperta l'altro ieri, dal 17 al 25 agosto, festa della Lega a Bolgare in provincia di Bergamo. Il 24 agosto, sono certo, non ci metto la mano sul fuoco perché non è ancora ufficiale, ma Matteo Salvini arriverà a Pinzolo come ogni anno. Pinzolo, provincia di Trento, festa della Lega 24 agosto. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, sono Liliana. Ciao. Ciao, saluti a tutti. Dunque, a proposito dello Ius Soli, io sono convinta che è il solito pasticcio catto democristiano, catto comunista. Giusto. Ti ricordi che Bossi diceva, prima prendevano la scusa della legge Bossi-Fini, no? Adesso prenderebbero un'altra legge, direbbero che è colpa di quello. Ti ricordi che avevamo un sindaco di Padova che aveva vinto con oltre il 70% il comune, e un esponente di Forza Italia, un altro esponente del PD sono andati da un notaio la notte e hanno fatto cadere, ti ricordi? Cavolo. Ti ricordi il patto del Nazareno con Matteo Renzi? Se ti ricordi anche che Bossi diceva che la Lega nasceva contro gli inciucci cattocomunisti, loro tirerebbero fuori un sacco di scuse dando la colpa a questo e a quello, e troveremmo un sacco di leghisti che direbbero anche a quelli ecco, anche voi della Lega avete firmato lo Ius Soli, ce lo rinfaccerebbero ogni momento, rimaniamo con i 18 anni.
Ok, volevo dire questo. Grazie cara, grazie. Oggi siete parecchio meditativi e vi faccio i miei complimenti. A proposito però del tempo che passa, inquadrami questo orologio, è l'ultima creazione di Marco Grimoldi, collaboratore di Radio Libertà nei gazebo. Signori, l'orologio di Radio Libertà in questa versione molto elegante, devo dire, che sarà in distribuzione alla festa della Lega, lo Spiedo Padano, cui parteciperà anche Sammy Varin in settembre. Ve lo dico subito perché poi dopo iniziate a dire ma come, io sono arrivato ma non ce ne sono più, eccetera. Sappiate che non ce n'è così tanti di questi orologi, quindi se avete intenzione, costerà 10 euro, lo sapete, noi siamo barboni, straccioni, pezzenti, ci accontentiamo di 10 euro. Domenica 8 settembre, festa della Lega a Coccaglio, anzi a Rovato per l'esattezza, in provincia di Brescia, grazie alle sezioni della Lega di Coccaglio e Rovato che si uniscono ogni anno. Spiedo Padano domenica 8 settembre a mezzogiorno, con Sammy Varin sul palco a presentare, ma soprattutto ribadisco, se siete a caccia di gadget di Radio Libertà o semplicemente avete capito che è una radio da aiutare, perché noi viviamo grazie al vostro sostegno, partecipate a questo evento, o ancora meglio, se siete a Canicattì e non ci potete arrivare, fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, perché oltre a trovare la nostra controinformazione c'è anche la possibilità di sostenerci economicamente attraverso un bonifico o ancora più facile con il conto corrente postale 37671294, storico conto corrente ancora ai tempi di Radio Padania, conto corrente postale 37671294, al quale elargire anche fossero 5 euro per dire Sammy Varin ti voglio bene. Chiaro che l'orologio, se lo volete fisicamente, dovete venirvelo a prendere, non cominciate, me lo spedite, cioè non ci abbiamo tempo, non ci abbiamo voglia. Venite a prenderlo direttamente allo Spiedo Padano domenica 8 settembre a Rovato, in provincia di Brescia, che ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto, un ben ritrovati cari amiche, cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, voglio ricordarvi che noi siamo chiusi nel mese di agosto dal 5 al 25, ma aperti i vostri ordini, quindi noi prepareremo tutto per la consegna di settembre. Ma a settembre avremo disponibilità, perché molti, ahimè, non ce l'hanno fatta, è un prodotto particolare del nostro collagene, l'ACUC2, il collagene non denaturato di tipo 2, un qualcosa di straordinario. Di cosa stiamo parlando? Non parliamo di un antidolorifico che tu prendi alle 5 e poi stai bene fino alle 8 e alle 8 è finita, la festa è finita, ma parliamo del collagene, ma un collagene standardizzato di tipo 2, con la presenza di boswellia titolata al 65% di frassino, di vitamina B1, B6, vitamina C, vitamina D3, insomma. Molti lo conoscono, la grande offerta di ricevere il nostro ACOC2, il nostro collagene, anziché 3 confezioni che è il trattamento consigliato dagli ortopedici a 120 euro, 79 euro. Trattamento di 3 mesi contro tutti i dolori articolari e artrosici. C'è poco da fare. Dopo i 40 anni noi produciamo sempre meno collagene, di collagene ce ne tantissimi tipi, questo è quello più importante, la CUC2, ed è quello veramente che ci sta dando e vi sta dando tante soddisfazioni. Una capsula al giorno. La costanza è importante, parliamo di prodotti naturali, di integrazione, il collagene quando è finito tu puoi essere il più bravo sportivo del mondo, il più ricco del mondo, ma quando è finito, basta. Dovete introdurlo con un'integrazione. Il collagene ACOC2, noi siamo disponibili siamo distributori per tutta l'Europa, chiamando questo numero 030 68 44 08 030 68 44 08. Prenotatelo adesso per fine settembre, poi ottobre, novembre, dicembre, i 3 mesi principali. Avere il collagene è importante perché arriva comunque alle basse temperature. 79 euro anziché 120, direttamente a casa vostra, consegna gratuita in tutta Italia. Buona estate, prenotate il collagene,
usatelo tutti i giorni una capsula e starete decisamente meglio. Buona estate a voi e alle vostre famiglie. Chiamate quando volete. Qui Parlamento. Ma mi ci vuole una botte di collagene per stare meglio con tutte ste cose che stanno accadendo in quest'estate. Capite cosa vi perdete se siete in vacanza e staccate la spina? Quando la riattaccate non capite più niente. Ma quante cose stanno accadendo? Tralasciando, ci sono notizie di cronaca purtroppo gravissime e dobbiamo veramente pensare come prevedere questi fatti pazzeschi. Ogni volta che piove succede una roba terribile. Mi sto riferendo alla tromba d'aria avvenuta a Palermo, affonda un veliero con 22 persone, ci sono ancora 6 dispersi. E come puoi prevedere sta cosa? E la colpa è nostra e non abbiamo messo il cappotto alla casa e continuiamo ad andare in giro con la 500 a benzina e dopo non protestate. Si scherza, cerchiamo di sdrammatizzare, ma anche dal punto di vista politico, ragazzi, ne stanno accadendo di tutti i colori. Allora proseguiamo il discorso aperto prima anche attraverso voi ascoltatori, che potete continuare a scriverci WhatsApp al 340 6709 659, ma anche entrare in onda con noi allo 0292 947222. Perché con noi? Perché siamo collegati con un parlamentare della Lega. Grazie per essere qui, Nicola Ottaviani. Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. E allora, grazie Nicola per essere con noi davvero e soprattutto per cercare di spiegare che cosa sta succedendo, perché i siti, quelli importanti, la stanno già mettendo giù dura dal punto di vista politico. La Meloni che ha detto vogliono farmi cadere, Meloni lancia l'affondo a giudici e media tra finte cospirazioni e notizie segrete. E subito, visto che ci ascoltano, chiaramente ne parlavamo prima, è uscita adesso in pagina migranti, spread e poteri forti. Tutte le volte che Meloni e gli alleati hanno evocato complotti, ci danno anche dei complottisti. Fatto sta, insomma, la notizia di stampa, e mica tanto di stampa, di questi giorni è che ci sarebbero trame giudiziarie per far cadere il governo e quindi anche noi della Lega, il centrodestra, eccetera, passando un giro un po' più lungo per la sorella della Premier, che è comunque un discorsetto che ci ricorda qualcuno di un po' di anni fa, ma forse è una mia sensazione. Qua mi fermo e ti chiedo, Ottaviani, di cercare di darci una chiave di lettura, perché è uno dei tanti tentativi che la sinistra sta facendo e sono anche bravi, perché poi si riuniscono, fanno un bel corettino tutti insieme per cercare di sbattere giù il governo. Uno dei tanti tentativi, poi ce ne sono altri, magari facciamo in tempo a evocarne qualcun altro. Ottaviani. Ma guarda, allora, io credo che innanzitutto dobbiamo evitare l'errore che è stato compiuto in passato. L'errore che è stato compiuto in passato anche e soprattutto durante il governo Berlusconi, di generalizzare quelle che sono le categorie. Parlare di magistratura da una parte, di politica dall'altra, di poteri più o meno grandi, più o meno piccoli dall'altra, non aiuta la comprensione del quadro e soprattutto può far ricommettere nuovamente al centrodestra l'errore che venne commesso 20 anni fa, quando lo stesso presidente Berlusconi non riuscì in realtà a selezionare da dove partissero gli scud, da dove partissero i missili verso il centrodestra e soprattutto verso il suo governo. Io credo che tra i tanti saggi che in questi giorni stanno girando, quindi tra le tante letture sotto l'ombrellone, bisognerebbe rispendere qualche ora a rileggere quella che è stata la pubblicazione di Palamara. Palamara che, diciamo subito, non rappresenta un eccezionale esempio virtuoso per quanto riguarda l'affectio rispetto allo Stato e soprattutto rispetto a quelle che dovrebbero essere le forme di giurisdizione, di indipendenza, di terzietà, di autonomia, ma nello stesso momento in cui ha capito, ha compreso di aver sbagliato, poi ha lasciato a tutti quanti noi un libello che è molto utile, molto interessante andare a rileggere, soprattutto in questo periodo. E Palamara ha scritto una cosa molto importante. Attenzione che per
cambiare quello che è l'esito elettorale per sovvertire e sostanzialmente portare avanti quelle che sono comunque delle ipotesi di reato contro la democrazia, di attentati alla democrazia, non è necessario che ci sia tutta una politica o tutta una magistratura deviata o deviante. Bastano soltanto alcuni piccoli o grandi, ma ben determinati uffici giudiziari, bastano un paio di giornalisti collusi e soprattutto basta che ci sia un regista che si possa mettere attorno ad un tavolino e dirigere le operazioni. Non credo che Palamara abbia detto una cosa molto diversa da quella che in queste ore il Premier in prima persona sta portando avanti, rappresentando che c'è un attacco che proviene da ambienti che da qui a breve probabilmente si andranno a materializzare nei confronti della sorella, ma è chiaro che si spara a nuora per arrivare poi a suocera, quindi si spara ad un membro importante della famiglia per riuscire a coinvolgere tutta la famiglia del centrodestra e più in generale lo stesso governo di centrodestra. Basti leggere quelle che sono le dichiarazioni rilasciate da un autorevole esponente, un autorevole parlamentare vicina, la Paita, vicina a Renzi, all'ex Presidente del Consiglio, che in questi giorni sta portando avanti una visibile e ritengo anche risibile manovra di riavvicinamento all'interno del PD. Ha capito che naturalmente gli spazi di manovra per quello che dovrebbe essere il nuovo centro non ci sono, e allora sta facendo come il figlio prodigo tornando all'ovile e non fa passare il giorno per non lanciare una scialuppa di salvataggio a Schlein e compagni. La Paita che cosa ha dichiarato? Non più tardi di 48 ore fa, ma ci sono delle influenze da parte della sorella della Premier per quelle che sono le nomine di Stato. Ora, bene, diciamolo chiaro e tondo, innanzitutto la sorella della Premier ha un ruolo politico importante perché fa parte della segreteria nazionale del partito, tra l'altro uno dei partiti più importanti della destra a livello comunitario, quindi non stiamo parlando certo di una sinistra extraparlamentare o di una destra extraparlamentare. Poi vorrei comprendere per quale motivo dovrebbe essere reato o cercare di trasformare tutto questo nel reato di influenze illecite se un politico giustamente, legittimamente esercitando quelle che sono delle prerogative dirette o indirette dà delle indicazioni rispetto a quelle che sono nomine di Stato che riguardano aziende di Stato, non che riguardano aziende private. Guardi che quello che ha dichiarato nel corso della sua resipiscenza, se così la possiamo definire, lo stesso Palamara, e non credo che sia stato poi effettivamente ben compreso anche a marzo-aprile di quest'anno, quando venne fuori una vicenda che purtroppo i quotidiani nazionali e soprattutto la stampa di sinistra sta cercando di farci dimenticare. A che cosa ci stiamo riferendo? A quello scandalo, perché è uno scandalo, io l'ho definito una sorta di prolegomeno di un colpo di Stato, laddove venne fuori che centinaia di personaggi pubblici, ma soprattutto politici di centrodestra, venivano osservati, venivano sostanzialmente spiati attraverso un'intelligence che partiva da un ufficiale della polizia giudiziaria, un ufficiale pagato, un altissimo ufficiale della polizia giudiziaria pagato all'interno anche di quella che è la direzione di settore antimafia, e questo tizio forniva, guarda caso, a 2 giornalisti di un noto quotidiano nazionale di sinistra, un noto quotidiano nazionale che continua a dire di avere il cuore a sinistra ma il portafoglio eventualmente ed evidentemente a destra, perché ci fosse uno spionaggio, un dossieraggio, un killeraggio vero e proprio nei confronti di soggetti prevalentemente vicini al centrodestra. Ora, in un paese normale, e naturalmente come parlamentare, se queste cose noi le diciamo noi, chi è che le dovrebbe dire? Chi non ha il coraggio o chi non ha le prerogative per dirle. Ora, in un paese normale, quello che è avvenuto a marzo-aprile di quest'anno sarebbe stato più che sufficiente per aprirla veramente un'indagine e per capire per quale motivo ci sono dei giornali, dei quotidiani che vengono finanziati da un solo
soggetto e non che vengono finanziati dal mercato con la pubblicità, come voi cercate di fare o come altre testate cercano di fare, da un soggetto che alla fine dell'anno stacca un assegno di diversi milioni di euro per finanziare un giornale che di fatto si occupa di killeraggio e di dossieraggio. Ma questo è un paese normale? E allora davanti ad un paese anomalo, davanti ad un paese anormale, bene fa la Premier a porsi il problema di rispetto delle regole democratiche e soprattutto di rispetto di quello che è il responso elettorale che a ottobre del 2022 ha detto chiaramente che la sinistra deve essere confinata all'angolo all'interno della democrazia, fare controllo, ci mancherebbe altro, fare critica, ma non può sostituirsi attraverso qualche devianza di qualche piccolo grande potere giudiziario a quello che è il responso che democraticamente è uscito fuori dalle urne. Capite, cari ascoltatori, che per comprendere il presente a volte basta andare indietro di pochi anni e non c'è bisogno di andare molto indietro. Però Nicola Ottaviani ci sta dando questa chiave di lettura e molti ascoltatori ti stanno scrivendo proprio perché acconsentono, sono molto d'accordo. Nicola, se hai ancora 5 minuti ti chiedo un'altra battuta. Grazie. Sul sovraffollamento delle carceri, perché è un altro argomento molto sentito. È chiaro, l'opinione comune è: se sei in carcere sicuramente o quasi sicuramente, tranne pochissimi esempi ma purtroppo lampanti a volte, qualcosa hai fatto. Fatto sta che qua ogni giorno se ne sta facendo fuori uno e a volte non soltanto chi è in carcere ma anche chi deve curare i carcerati, anche per loro la vita è terribile. Il sovraffollamento delle carceri, che cosa si può fare? Intanto facciamo vedere la locandina di Libero, perché questa è quasi divertente. Chiaramente sto parlando di Ilaria Salis, ma si scherza, lo diciamo perché il papà querela, è il suo hobby preferito. Ilaria Salis rilancia: hanno ragione, la rivolta delle detenute. Dopo la Salis, liberate anche noi. Lettera aperta delle carcerate al Quirinale. Perché lei è fuori e le altre no? Un boomerang per chi ha strumentalizzato la condizione delle prigioni. Si sorride, ma chiaramente c'è poco da ridere, ripeto, perché il sovraffollamento è vero, davvero. Scopriamo che in Italia il 34% dei detenuti è in carcere per droga ed è il doppio della media europea. Addirittura in Lombardia il 50% delle persone incarcerate in Lombardia sono tossicodipendenti. E Nicola, cosa si può fare? Depenalizziamo la droga, a questo punto potrebbe essere la soluzione. Non penso proprio, anche se una certa sinistra per i liberi tutti farebbe questo ed altro. Qual è la tua proposta, Ottaviani? Guarda, tu hai toccato un tema molto importante, molto serio, che ancora una volta non può far altro che tirare la linea rispetto ai danni, alle tragedie combinate dall'approccio della politica di sinistra, che nel corso degli ultimi anni non ha voluto riconoscere la gravità del fenomeno delle sostanze stupefacenti, dell'uso e dell'abuso delle sostanze stupefacenti, che spesso dietro di sé porta alla commissione di una serie di crimini, anche di carattere predatorio, che comunque vanno alla fine non solo a non risolvere il problema del tossicodipendente, ma vanno anche ad affollare quelle che sono le strutture carcerarie. Hai fatto riferimento a delle percentuali che sono poi i dati statistici diffusi qualche tempo fa da Prison and Drugs in Europe, una pubblicazione importante diffusa dalla European Monitoring Center of Drugs and Drug, che mette in rilievo come quella percentuale a cui facevi tu riferimento del 18% di popolazione reclusa a seguito dell'uso o comunque dell'abuso di sostanze stupefacenti, in Italia quella percentuale del 18%, in Europa quella percentuale arrivi al 30%. Presto fatto, il gioco relativo a quello che è il profilo del sovraffollamento, cioè in Italia sostanzialmente si stanno utilizzando in modo improprio le strutture carcerarie per porre un freno, per porre un limite a quello che dovrebbe essere invece un profilo di riabilitazione e di uscita
dal mondo delle sostanze stupefacenti da parte di chi ne fa abuso, soprattutto tra i giovani. Vediamo oggi, te lo dico anche per esperienza processuale, professionale, continuando a girare l'Italia anche come avvocato, non soltanto come parlamentare, ci sono spesso le famiglie, questo è un tema di cui dobbiamo occuparci a brevissimo, non a breve, ma a brevissimo, le famiglie che non riescono a contenere quello che è l'abuso di sostanze da parte dei figli, che maltrattano gli stessi genitori, che portano avanti rapine nei confronti di genitori o furti, con lesioni anche da parte di persone anziane che sono costrette a subire purtroppo le devianze di quest'uso di sostanze stupefacenti. Che cosa fa il genitore? Denuncia il figlio per far sì che poi entri obbligatoriamente in carcere e dal carcere passi alla comunità per il recupero delle sostanze stupefacenti, poi si assiste alla pantomima durante il processo in cui il papà o la madre cercano di ridimensionare quella che è stata l'attività compiuta da parte del loro figliolo per evitare che prenda 3 o 4 anni di carcere. Allora, dobbiamo uscire da questo circuito poco virtuoso ma molto farisaico. Se un soggetto fa uso di sostanze stupefacenti in modo esorbitante, tale da integrare degli estremi di disturbi da DSM, senza necessariamente incidere su quello che è il profilo di natura strettamente psichico, ecco perché non cominciare a ipotizzare anche da parte nostra quella che è la possibilità di un trattamento da TSO. Sappiamo tutti che il TSO è il trattamento sanitario obbligatorio che può essere adottato soltanto in casi limite, quando il soggetto sostanzialmente dà di matto e diventa autolesionista o eterolesionista, ma in condizioni di una certa gravità. Ecco perché bisogna arrivare a quelle condizioni quando si sa che il soggetto è tossicodipendente cronico che fa uso smodato di sostanze stupefacenti, può diventare una mina vagante per sé, per la famiglia e anche per la società. Questa è una riflessione da fare e su questo il centrodestra ha già attivato un confronto, ma siamo tutti d'accordo sul fatto che la droga comunque faccia male. Dire no, ma ci sono differenti livelli di sostanze stupefacenti e comunque sia ci deve essere il diritto a drogarsi. Bene, il diritto a drogarsi non può coincidere con il dovere poi dello Stato, della comunità, della collettività di andare a rimediare, a ripianare quelli che sono i danni e i nefasti che vengono prodotti non solo da chi fa uso, ma di chi anche fa smercio di queste sostanze stupefacenti. Quindi questa tematica, che è quella del sovraffollamento delle carceri, fa pandan e parallela rispetto a quella che è la necessità di un trattamento differenziato per coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti, ma soprattutto coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti in modo smodato, quindi i cosiddetti cronici, prima ancora che commettano i reati. Ecco, non si può chiudere la stalla quando il bovino ormai è scappato. Questa è una riflessione che il centrodestra sta sviluppando, è una riflessione che lo stesso ministro Nordio nel corso delle ultime ore sta portando all'attenzione anche della stampa, dei commentatori e probabilmente anche in qualche chiacchierata riservata con lo stesso Capo dello Stato. E voi siete avanti, cari ascoltatori, perché sapete che cosa sta succedendo, di cosa si sta parlando, cosa potrebbe cambiare. E non possiamo veramente che ringraziare il deputato della Lega Nicola Ottaviani per questa interessantissima chiacchierata. Grazie Nicola. Buona giornata a voi tutti, ancora buone ferie. Buona giornata, buone ferie per chi le può fare. È chiaro, ascoltatori, è inutile che mi applaudite, non applaudite me, applaudite Ottaviani che ha detto delle cose molto interessanti e sicuramente che possiamo condividere. Sì, tra poco mandiamo la canzoncina indipendente che non abbiamo mandato prima, però ridiamoci sopra un attimino, perché sapete che parallelamente a Ius Soli, Ius Culture, Egonu, Sammy Varin vi ha lanciato anche l'altro sasso a inizio trasmissione. Tra poco cominciano le para. Non si scherza, stiamo seri. Le Paraolimpiadi, e ben vengano, io le preferisco alle Olimpiadi, ma arriverà Valentina Petrillo. Lei non canta, lei era un lui. Valentina Petrillo un tempo si chiamava Fabrizio, la prima atleta trans della storia, naturalmente tocca a noi, e parteciperà dal 28 alle Paralimpiadi.
e ci saranno polemiche, ve lo dico subito, col cuore in mano, ma a me dispiace di sta roba, però pare che ci sono dubbi, ecco, no? Tu dici ancora dubbi? No, questo pare che comunque sia uomo dal punto di vista fisico. Lui dice: lo Stato mi riconosce come donna, i genitali maschili non contano, dice questo ragazzotto ormai grandicello, da soli 5 anni ha cominciato il percorso di transizione e da quel giorno che è diventata donna, l'uomo è diventato, lui era Fabrizio, è diventata Valentina, da quel giorno ha battuto tutti i record di corsa femminile, velocissimo. Non voglio polemizzare, però ho tirato questo sasso e vi trasmetto questo audio divertente anche sul colore arcobaleno. Sta imperversando sui social, sentite un po', dai. Allora, vedete, le cabine sono tutte colorate. È arrivato uno e mi ha detto: oh, bravi, complimenti per i diritti LGBTQ. No, i colori sono di tutti. A me l'arcobaleno mi faceva cagare anche quando lo disegnavo, che facevo le scuole elementari. Non è che siccome uno c'ha la roba colorata è per forza. Voi andate a dormire con chi vi pare, a me non mi importa, però non è che tutte le robe devono essere sempre riferite a loro. Loro avranno le loro abitudini, quello che vogliono fare, a me non mi interessa. Ma adesso sentivo dire farla ciclabile colore dell'arcobaleno, allora la facciamo giallo-rosso, che è il colore di Cattolica, la facciamo rosa per i diritti delle donne, rossa contro il femminicidio, la facciamo bianca, che ci chiamiamo Cattolica, il colore del Chiesa del Vaticano. Ma perché sempre tutte ste robe arcobaleno? Ma loro a casa tua fai come ti pare, ma non c'è bisogno ogni volta di esibire, di cosare, io sono così, io sono cosa. Casa tua fai come ti pare, ma non è che io le ho fatte colorate, ma mica pensavo a voi non siete il centro del mondo, voi fate come vi pare e noi facciamo come ci pare. Ormai sembra che siccome a uno gli piace la figa è sfigato, ognuno gli piacerà quello che gli piace, non è che dobbiamo sempre fare i puntigliosi, che bisogna fare le robe per loro, le cose le facciamo così senza nessun motivo. Chiediamo scusa per questo omofobo, razzista, fascista. Mamma mia, che cose che ancora si dicono. Però abbiamo voluto chiudere con uno scherzettino un po' più leggero. Sammy Varin vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Vi lascio con la canzone indipendente che non abbiamo trasmesso prima, ma che merita. Lei si chiama Facta, scritto con la K, Facta. Non sono una santa. È un pezzone, esoterismo e anni 70 con lo zampino di Danilo Amerio. A domani.